Ciao amici! Che bello ritrovarci qui. Dopo molte notti della Grande V è stato fantastico. Domani sera c'era la prossima notte Grande V dove parteciperanno i Limoni, la seconda. L'altra volta è stata una figata con i Gotardo Project, è stata veramente una serata indimenticabile. Grazie a tutti per il grande supporto. Domani sera torneremo e ci stiamo preparando molto a questo concerto. Preparare un concerto non è assolutamente semplice, amici. Bisogna seguire degli step fondamentali. Non è mica facile stare sul palco, saltare, cantare, perdi fiato, poi questa umidità è difficilissimo. Ho letto una volta su un'intervista a Beyoncé che lei, per ovviare a questo problema, va a correre cantando. Tomare, 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 fai figate, tomare, 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 fai figate. Così, come figa a tomare, va. Altra cosa importante prima di un concerto è fondamentale prendersi anche cura del proprio aspetto fisico, perché sei su un palco con i riflettori imputati addosso, insomma tutti ti guardano, insomma è ovvio che anche l'occhio vuole la sua parte. Noi cerchiamo sempre di appunto tenerci in forma e curare il nostro aspetto, anche perché non essendo capaci di suonare, puntiamo tutto sull'essere bellissimi e dolcissimi. Siamo più froci che mai. Ci piace il cazzo nero. No, io mi dissocio da quello che è il tuo socio, anche perché i nostri amici fanno facili battute sul fatto che la nostra musica non sia tanto etero, ma a noi non ci interessa perché tanto siamo nel 2013, homo etero è la stessa cosa. L'importante è l'amore, amici, è amare tutti incondizionatamente. Noi comunque, vabbè, è risaputo che a noi piacciono tanto le donne, insomma, ecco. Oh, Ella, let me come in the shower. I wanna fuck you like totally. Oh my god. Look, it's people! Altra cosa fondamentale, amici, ricordatevelo sempre se siete lì e volete anche voi fare un gruppo, suonare. L'importante è volersi bene tra i membri del gruppo. Bisogna sempre supportarsi, soprattutto durante un tour o quando si lavora anche a una preparazione di un disco. Bisogna volersi bene, bisogna starsi dietro, bisogna rispettarsi e capire i limiti anche degli altri compagni di squadra. Questo è molto importante. È la canzone degli amici, wow, che rende tutti più felici, wow. Ma che cazzo fai, coglione? Te l'ho insegnato 20 volte, è una merda! Bene amici, siamo pronti quindi per il concerto domani sera. Vi aspettiamo tutti al Pitona Summer Festival Candelù Treviso con gli amici!